Vi ringrazio per essere qui e vi auguro veramente un buon lavoro. Buongiorno a tutti e molte grazie per essere qui con noi oggi in Sardegna. Molte grazie soprattutto agli operatori italiani e esteri che hanno accettato di essere qui e di portare il loro contributo di lavoro, il loro contributo di animazione al turismo in Sardegna. A me rimane solamente da portarvi il benvenuto di tutta la regione, il benvenuto per queste vostre giornate qui in Sardegna. Noi, in un'opera piuttosto conosciuta, la Sardegna veniva indicata come un piccolo continente. La Sardegna è quasi un continente. In effetti un piccolo continente in questo Mediterraneo non vastissimo, ma che segna molte differenze, molte distinzioni da una parte all'altra. La Sardegna è ancora tutta da scoprire, questo continente è ancora tutto da scoprire, è per molti sufficientemente conosciuto, ma in realtà ancora oggetto di mille sorprese al viaggiatore che si vorrà un pochino addentrare nei percorsi della nostra regione, fuori dagli stereotipi e fuori dall'uso quotidiano. La Sardegna è sole e mare, certamente, spiagge molto belle, è una costa ancora pressoché intatta, ma è soprattutto una campagna bellissima, è fatta di montagne, è fatta di foreste, è fatta di gole, di sentieri, è fatta di una natura che è ancora percepibile facilmente a portata di mano da chi intendesse viaggiarla. Ma questo stato di isola nel Mediterraneo ha fatto sì che in Sardegna si sviluppasse nei millenni una cultura originale e importantissima, una cultura che lascia tracce importanti dal preistorico fino alle origini della storia, con monumenti megalitici importantissimi, fino alle frequentazioni puniche, romane, fino bizantine. La Sardegna è fatta di una cultura che ha sviluppato, di una lingua che ancora ci sopravvive, che ancora viene frequentemente usata in Sardegna, è fatta di una musica sua, è fatta di una letteratura, è fatta di saperi tradizionali che distinguono un viaggio in Sardegna da un viaggio in qualsiasi altra parte del mondo. Non significa che sia necessariamente più bello, ma un viaggio in Sardegna è qualcosa di diverso, è qualcosa che arricchisce il visitatore, è qualcosa che segna comunque un'esperienza di cui molto spesso leggiamo la gioia negli occhi delle persone che vengono ad abitare, a frequentarci. La Sardegna è ancora di più, sono le persone che ci abitano, gli uomini e le donne che ci abitano, delle persone miti, ospitali, che hanno una tradizione di apertura, di amicizia e di tolleranza. Per tutto questo motivo la Sardegna non è l'isola delle vacanze, la Sardegna è un'isola dove c'è una civiltà, una cultura, una popolazione ricca di aspetti che possono rendere interessante e prezioso un viaggio. Un viaggio durante tutto l'anno, un viaggio per entrare in contatto con questa comunità e con la sua cultura e con le sue bellezze. Un viaggio che permette di scoprire il piacere dei mesi estivi, ma permette di scoprire ugualmente il piacere del tempo mite, delle giornate di sole dell'autunno e dell'inverno, il piacere delle grandi sagre, delle grandi feste popolari che frequentano tutti i mesi dell'anno in Sardegna. La Sardegna è questa, appunto, la scoprirete nei prossimi giorni. E suggerisco di provarla a guardare con attenzione, di guardarla al di là delle vacanze, ma di guardarla soprattutto per quello che è, un posto dove c'è gente vera, che è ospitale, con una loro cultura, che vive qui tutto l'anno e che è felice di ospitare delle persone. Non di offrirgli un prodotto turistico, è felice di ospitare delle persone, è felice di averle qui in mezzo a noi, di averle in casa e di farle sentire amici per il tempo che riterranno di passare con noi. Grazie ancora per essere qui e speriamo di poter
di potervi essere il più vicino possibile. Grazie mille.